Ci sono atmosfere che solo il genio italiano ha saputo creare. La bellezza qui ti sorprende a ogni sguardo. Scorci sempre nuovi e originali trasformano i luoghi in simboli di autentica eleganza e stile, dove arte e design rivelano tutta la loro grandezza. In Italia, lo straordinario è normale, la meraviglia è emozione quotidiana. Il talento qui lo ritrovi ovunque, nella perfezione dei gesti, nella raffinatezza del gusto e naturalmente nell'armonia dei sapori. Eh sì, lo stile di vita italiano è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ma oggi vogliamo raccontare un altro capitolo di questa grande storia. C'è una terra unica, fatta di seduzione e complicità, dove innovazione ed eccellenza si sposano con semplicità e tradizione. E proprio in questa terra da sogno, il genio italiano ha inventato il Prosecco DOC. Ideale per incontrarsi e riconoscersi al primo sguardo. Cuore e creatività made in Italy. Perfetto nei profumi e nel sapore. E con un segreto: essere geniale. Prosecco DOC, Italian Genio. Buon pomeriggio dal Teatro da Ponte di Vittorio Veneto. Riprendono le audizioni valevoli per la prova eliminatoria del 33esimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto. Premio Internazionale Prosecco DOC. La commissione giudicatrice è presieduta dal maestro Ernesto Schiavi, è formata dai maestri Francesco De Angelis, direttore artistico del concorso, e i maestri Stefan Milenkovic, Virginie Robillard, Mattias Wolong. Il primo concorrente del pomeriggio è Simone Spadino Pippa, di nazionalità italiana ma viene da Vienna. Al pianoforte Monica Catarossi, uno dei due pianisti ufficiali del concorso.
La prossima concorrente è di nazionalità tedesca, Annika Stark, 26 anni. Al pianoforte Monica Cattarussi.
La prossima concorrente giunge dalla Polonia, è Stoka Isabela, ha 26 anni. Al pianoforte sempre Monica Cattarossi, pianista ufficiale insieme a Leonardo Bartelloni.
Segue ora una breve pausa, riprendiamo le audizioni alle 16:30.